Buonasera a tutti, oggi è martedì 16 luglio e con oggi sono 55 giorni che trascorro su questa gru, la gru Ursus, la gru galleggiante ormeggiata nel porto di Trieste. E con oggi sono anche 28 giorni che faccio contemporaneamente anche uno sciopero della fame. E, vi dico subito e anche vi confesso che il motivo reale per cui ieri non ho fatto il solito video è che non sono stato molto bene. Ho cominciato ad avere le prime avvisaglie che il corpo manda quando è in uno stato avanzato di digiuno. Ho avuto un blocco intestinale abbastanza serio che comunque ho superato. Ed era insomma una cosa che era abbastanza prevedibile che accadesse prima o poi. Una delle prime cose che colpisce è l'intestino e quindi insomma ho avuto dei forti dolori che per fortuna ho superato grazie a dei farmaci che mi hanno aiutato e purtroppo questo è proprio il minimo che possa capitare quando si fanno questo tipo di manifestazioni. In ogni caso comunque voglio tranquillizzarvi, adesso in questo momento sto bene, il problema è stato superato, stanotte poi tra l'altro ho dormito abbastanza perché per fortuna non c'era vento, quel solito vento forte, non c'erano temporali, si stava abbastanza bene, quindi ho potuto recuperare parecchio le energie che ho perso ieri e la forza per andare avanti con questa manifestazione così estrema. Non preoccupatevi, sto bene veramente e sono determinata ad andare avanti poiché, come sapete, ho ragioni da vendere e motivi ormai li conoscete. Quello che tengo a dire stasera invece è che è bene che capiate tutti quanti molto bene e che il motivo per cui il sindaco non si confronta con me faccia a faccia davanti a delle telecamere non è affatto perché c'è un procedimento giuridico processuale in corso nei confronti del comune di Trieste che ho fatto io nei confronti del comune, no? Ma semplicemente perché il sindaco ha paura. Il motivo lo dimostra anche il fatto che lui continua comunque a rilasciare interviste pubbliche, lo ha fatto anche oggi, l'abbiamo visto con questa pagina di Trieste Caffè, che è una specie di suo giornale così, dei giovani ragazzi così di Forza Italia e continua a farlo, insomma, con queste interviste così pilotate lo fa, per cui questa è la dimostrazione che lui di quel procedimento giuridico che sta andando avanti non gliene frega una banana, ma come è normale che sia. D'altronde sappiamo bene che il comune di Trieste riceve denunce, querele tutti i giorni, c'è un ufficio appunto preposto a questo che si occupa soltanto di questo, ci sono degli avvocati, lui non sa manco che cosa succede in quell'ufficio e non sa neanche tutte le denunce che riceve tutti i giorni. Ma ecco, ripete, come è normale che sia, d'altronde queste cose lui non lo toccano nelle sue tasche e non lo toccano giù politicamente, per cui è una cosa che va avanti di routine. E d'altronde è anche vero che ci sono un sacco lo vediamo tutti i giorni nei talk show, di gente che si confrontano
pubblicamente, nonostante abbiano dei procedimenti penali, giuridici di diverso genere, si confrontano pubblicamente, rilasciano interviste e poi c'è una sorta di processo mediatico popolare che cammina da una parte e un processo giuridico che cammina dall'altra, e amen, no? Per questo che dico non è vero questa leggenda che lui non si confronta perché c'è un processo in corso, balle. Lui non si confronta perché semplicemente è terrorizzato di quello che può uscire fuori da questo confronto faccia a faccia, però rilascia queste interviste così a questi ragazzini, questa cosa veramente penosa, cioè veramente io non ho, cioè, oggi nel 2019 assistere a queste cose è qualcosa di veramente sconcertante, sembrava un cortocircuito spazio-tempo, sembrava di essere negli anni 40 dove il duce si faceva intervistare dai suoi giovani balilla che gli facevano le domandine giuste, che lo osannavano, che dicevano come sei bello, duce, come sei giovane, come sei intelligente, quante cose belle hai fatto per noi e così via. Era una roba di una tristezza, di uno squallore infinito, no? E dove lui si è permesso anche di raccontare delle balle, ha toccato anche l'argomento in una maniera squallidissima, l'argomento della voce della luna, e nello stesso tempo non ha il coraggio di confrontarsi invece davvero uomo e davvero uomo delle istituzioni, davvero sindaco, cioè proprio lì si è mostrato proprio in tutta la sua miseria umana. E il sindaco non racconta un sacco di cose, a volte anche so che non le sa per niente, come non sapeva, lui non sa quanto realmente io pagavo di canone, non sapeva che mi avevano quintuplicato i canoni, non sapeva neppure che cos'era la Bolkestein, no? Quando ormai quasi un anno fa lo incontrai, e dopo aver parlato appunto quella famosa incontro in prefettura col prefetto Porzio, la quale mi diceva davanti al sottosegretario della Presidenza del Consiglio Zoccano che il sindaco mi aveva fatto delle proposte di location alternative, no? E che io mi ero rifiutato, pensate un po', lui mi aveva dato la possibilità di un'altra vita e io mi ero rifiutato, no? Con delle location a sua disposizione. Allora a quel punto io ero andato dal sindaco per capire quali fossero queste location a cui io mi ero rifiutato, no? Almeno per sapere a che cosa mi sono rifiutato. E da lì in poi, come sapete, lui poi mi portò in giro a vedere queste famose location, a propormi tante belle cose che poi non ha mantenuto e che non erano neanche nelle sue disponibilità, poi tra l'altro si è scoperto, non ha mantenuto l'impegno che si era preso di istituire un tavolo tecnico col presidente Fedriga, con il governo e col prefetto. Lui non dice tutte queste cose, no? Però si fa intervistare dai ragazzini, no? Per poter dispensare le sue verità, no? Questa è una roba così vigliacca veramente, che è disgustosa, no? E lui non dice queste cose, non dice per esempio un'altra cosa importante, non dice che avevano gli strumenti giuridici per superare la Bolkestein già nel 2010, dopo la seconda mareggiata. Voi sapete che c'è stato un incendio doloso per mano di uno squilibrato mentale, un personaggio che doveva fare un semplice lavoretto alla voce della luna, che poi invece è stato allontanato proprio perché aveva dimostrato, nonostante avesse preso un acconto, aveva dimostrato di non essere capace di portare avanti un lavoro, ma era un lavoro di piastrellatura di 2 metri quadri di piastrelle, ed aveva anche ricevuto un acconto per questo piccolo lavoretto. Poi dopo si è dimostrato subito che non era in grado di portare avanti questo lavoro, aveva fatto anche dei danni e quindi è dimostrato anche di non essere proprio a posto con la testa, e quindi è stato allontanato immediatamente. Poi un anno dopo è tornato misteriosamente, chissà preso da chissà quale lucubrazione mentale,
e ha cercato di uccidermi. Io ero dentro quel fuoco, quel rogo, io ero all'interno e mi ha circondato di fuoco e ha tentato di uccidere me e dare fuoco alla voce della luna. Adesso questa cosa assurda che lui l'abbia fatto per 300 euro è qualcosa cioè, allucinante, perché voglio dire nessuna persona sana di mente ucciderebbe un'altra persona per 300 euro e distruggerebbe un'azienda per 300 euro. Sono due i casi: o l'ha fatto su commissione o un vero psicopatico, non ci sono alternative. Il personaggio comunque è latitante, è stato processato e a piede libero. Fine dell'argomento. Questa è l'Italia. Allora i cittadini, gli imprenditori, le persone per bene vengono messi alla gogna e vengono torturati su un posto, una gru di questo tipo, e i criminali, questo qua che poi tra l'altro è anche un ex, sembra sia stato un ex mercenario dell'ex Jugoslavia, è una cosa del genere, uno che lo faceva per professione, quindi ci sono tante cose, però chi viene torturato è il cittadino, no? Questo personaggio a piede libero, libero di distruggere chissà quanta altra gente, e l'avrà fatto, e i cittadini sono così, e noi cittadini siamo messi alla tortura. E questa è l'etica e la morale che sta andando avanti da un po' di tempo in questo paese, no? Grazie a politici di questo tipo. Però tornando alla voce della luna, la voce della luna è stata ricostruita dopo il primo incendio, proprio grazie a quel contratto che aveva col Don Demanio, è stata ricostruita dopo la prima mareggiata e poi con la seconda mareggiata è stata bloccata perché è subentrata la Bolkestein. Ma nonostante questo il sindaco non dice che loro avevano già a quell'epoca immediatamente gli strumenti giuridici non solo per congelare i canoni e non quintuplicarli come hanno fatto, no? Perché lui non dice che il suo ufficio tecnico del demanio lo stesso giorno manda due lettere, una indirizzata alla regione e una indirizzata al sottoscritto. Nella prima, quella indirizzata alla regione, dice che l'azienda, poiché era stata distrutta una mareggiata, era da infrastrutturare, e la seconda, sempre lo stesso giorno, dice che a me che mi quintuplicano i canoni poiché l'azienda era produttiva. Allora le due cose capite che non possono coincidere, no? Allora uno dice che l'azienda è distrutta e da infrastrutturare, e a me mi dice che la mia azienda è sana, bella e produttiva, quindi mi puoi quintuplicare i canoni, no? Dopodiché mi paralizzi per anni e poi dopo mi fai una decadenza dicendomi ai ai ai, però tu non hai costruito e dovevi ricostruire dopo la mareggiata. Ma io dico, ma scusate, ma mi avete tolto la mia concessione, no? Il contratto. L'unica cosa che vi ho chiesto, non vi ho mai chiesto soldi. L'unica cosa che vi ho chiesto è di darmi un tempo adeguato per recuperare, come ho sempre fatto con le banche, per andare in banca, un tempo adeguato per recuperare gli investimenti che avevo già fatto, che erano centinaia di migliaia di euro, e quelli che sarei andati a fare, che erano altrettanti. No, mi datemi un tempo adeguato e io ve lo ricostruisco domani mattina. Loro hanno sempre avuto lo strumento giuridico per poter fare questo e non lo hanno fatto, no? E hanno preferito paralizzarmi, aumentarmi i canoni e poi dirmi: ah, quindi adesso non hai ricostruito, non sei riuscito a pagare i canoni perché ovviamente la tua impresa è chiusa e quindi non incassi un soldo, quindi a noi adesso ti facciamo decadere la tua concessione, così possiamo metterla in un bando di gara e darla a un imprenditore molto più grosso di te, magari una multinazionale, come abbiamo visto. Quello che è successo, quello che era da copione, quello che si sapeva che sarebbe successo, no? È successo proprio come da copione.
E questo il sindaco non racconta questo. È quello che fa proprio arrabbiare tutti quanti, e tutti i giuristi lo sanno, è che loro avevano gli strumenti giuridici per potermi dare quel tempo adeguato che io chiedevo per ammortizzare i miei investimenti, e loro non lo hanno fatto. Hanno preferito fare una decadenza farlocca, ha preferito quintuplicarmi i canoni, hanno preferito paralizzarmi per anni, hanno preferito tenermi, e oggi continuano a preferire a tenermi su questa gru allucinante, a torturarmi, pur di non mantenere gli impegni presi, che aveva preso il sindaco di Piazza con il sottoscritto. Sapete che poi mi aveva portato in giro appunto per la città a mostrarmi queste location, che poi si sono rivelate farlocche, non erano neanche nelle sue disponibilità. Non ha portato avanti questo tavolo tecnico con il presidente Fedriga, come cosa che si era ripromesso di fare, con il prefetto, con il governo, non questo tavolo per risolvere la questione una volta per tutte, ma cose semplici, no? Normali. Cioè lui poteva fare un sacco di cose subito, o anche dopo, o anche un anno fa, quando gli era stato chiesto dal prefetto Porzio. Bene, lui si è rifiutato, cioè prima le ha promesse, poi si svincolava e non ha mantenuto niente, fino a portare all'esasperazione questa situazione e a poi trascinarmi a me su questa gru per riportarlo ai suoi doveri e ai suoi impegni. Ecco, e questa è la sintesi. Però è ovvio che a questo punto, ripeto, lui non si confronterà mai con me pubblicamente, perché sa benissimo, lui è terrorizzato da quello che io potrei dire, altro che farsi intervistare da ragazzini con le domandine giuste, no? E fargli dire che bello che sei, caro sindaco, no? Che bravo, che buono che sei, no? Preferisce lui fare questo, quello che sta facendo, questa trasposizione così plastica della loro miseria umana, culturale, etica, morale, no? Cioè, questo ormai è diventata la gru. Ursus con me sopra, no? Un cittadino onesto, pacifico, no? È diventata la trasposizione plastica della loro miseria umana, no? E questo dovrebbe far riflettere tutti, dovrebbe terrorizzare tutti quanti, no? Perché quello che stanno facendo a me lo stanno facendo in tutte le misure a tutti quanti, no? E poi stanno provando a spostare l'asticella, no? Proprio come negli anni 40, no? Che provavano a spostare l'asticella dei valori, far passare per normale ciò che non normale non è, no? Con le leggi razziali, piano piano, con i campi di concentramento, un po' quello che succede oggi, no? Spostano questa asticella dei valori e piano piano faranno diventare normali chissà quali altre nefandezze, no? E tanto la gente non dice niente, tanto la gente dice meno male che è toccata a lui e non a me. E invece dovrebbe far riflettere: bloccate subito queste cose, perché prima o poi arriveranno anche a casa vostra, cioè riusciranno è come se gli sdoganaste qualsiasi altra nefandezza, no? Potrà essere possibile, no? Perché se cedete a questo, cedete a tutto, riflettete su questo, no? E tutti abbiamo la possibilità di indignarci e di opporci a questo schifo, no? Perché questo schifo ci appartiene, non è solo nei confronti di una persona, di un cittadino, ma nei confronti di tutti noi, di questa società. Questo, cioè, che stiamo permettendo che queste persone ci facciano, no? Così sfacciatamente, così impunemente, no? E che nel 2019 si possano assistere ancora a interviste così miserabili come quella che abbiamo visto oggi, no? In questa pagina di Trieste Caffè, che si sa che è una pagina di sostenitori, di fans del sindaco, no? Questo lo sappiamo tutti, no? E oggi dobbiamo assistere paro paro a questo modus operandi che era anche quello tipico degli anni 40, no? Ecco, riflettete, solo questo vi chiedo, riflettete su questa cosa, perché è agghiacciante e che sta toccando tutti. E basta, io credo che su questo aspetto qua non c'è più altro da dire, no? Il sindaco ormai si è rivelato in tutto e per tutto, nella sua essenza, nella sua misera essenza. Speriamo solo che il governo incominci a muoversi. Ieri mattina ho sentito
un esponente del governo, il quale mi ha ribadito che il governo adesso sta prendendo in mano la situazione. Speriamo bene, speriamo che vada avanti e speriamo di non dover continuare a assistere a questa tortura, a questa immagine così triste che sta andando avanti da troppo tempo in questa città, grazie appunto a questo sindaco di Trieste, Roberto Di Piazza. E con questo buona serata a tutte e buon fine tramonto. Guardate, ecco questo gli ultimi raggi di sole che si vedono. E un abbraccio a tutti, non molliamo, andiamo avanti perché queste cose veramente non si possono proprio più vedere, non dobbiamo ammettere, non si può accettare una roba del genere. Qui ormai siamo veramente andati oltre. Buona serata a tutti.